Ben ritrovati amici appassionati, le telecamere della Wii Sport SD si focalizzano ora sulla categoria allievi per la quarta giornata del torneo Brucato tra le rappresentative provinciali ad affrontarsi Catania e Messina. Catania al secondo posto in classifica con 4 punti all'attivo reduce da una roboante vittoria per 7-2 sul campo del Siracusa. Compagine messinese che invece ha dovuto abbandonare le velleità di passaggio del turno, complice la pesante sconfitta sul campo della formazione Iblea del Ragusa per 3-0. Come al solito con l'ausilio della nostra regia andiamo a scoprire i 22 che quest'oggi si affronteranno in campo. Molte le società dal quale ha pescato mister Ardizzone. Vediamo le due formazioni schierate al centro del campo per i saluti pre-gara. 11 messinesi che scenderanno in campo con Anania tra i pali, difesa a 4 formata da Scopelliti, Ceccio, La Rosa e Savoca. Ad agire al centro del campo Foti, Ferraro, Spadaro. Evidente attacco Presti, Arena e Miuccio. Intanto con l'ausilio le nostre immagini siamo già passati al film della gara. La prima occasione sarà di Marca e Tnea, qui con questa azione sul binario di destra mette dentro Magri all'indirizzo di Leonardi, non riesce a trovare l'appuntamento col gol il giovane classe 2000. E ancora formazione catanese in avanti, sempre sponda sul binario di destra, sempre con Magri che mette dentro questo pallone all'indirizzo di Greco che si coordina. Per un soffio non ha battuto l'estremo difensore in forza alla Folgore Milazzo Anania. Padroni di casa che sono totalmente in possesso del pallino del gioco. Qui ci prova ancora Leonardi, salta un avversario e colpisce il legno alla destra della porta difesa da Anania. Continua però l'azione, ancora Leonardi a riprendersi il pallone, a saltare un avversario, mettere dentro la sfera all'indirizzo di Greco. Aveva provato in qualche modo Ceccio a far da scudo, non è riuscito a trovare l'appuntamento col gol. L'attaccante Etneo. Catania qui ha un'altra occasione con questo destro di D'Arrigo messo dentro, sul quale svetta un compagno e scacciante. Un colpo di testa ci ha provato il capitano della formazione catanese e qui prova a farsi vedere all'altro lato la formazione peloritana con questo destro di Arena messo dentro, ma è timida la risposta della formazione di mister Ardizione. Qui prova a farsi vedere anche con Miuccio che mette dentro questo pallone, se lo va a recuperare dopo un rimpallo, dà uno sguardo in mezzo dove non trova nessuno e fa buona guardia scacciante. Dagli sviluppi allo stesso corner, alla battuta andrà Arena, mette dentro l'indirizzo ancora di Miuccio che non riesce a impattare il pallone. Formazione Etnea che allora si riverserà in avanti con Ferlito che mette dentro questo pallone, trova tutto solo sul secondo palo Magri che non è riuscito a stoppare e indirizzare verso la porta di Anania. Formazione peloritana che ci prova in questo finale di prima frazione di gioco con Presti che prova a farsi vedere. È stata splendida la sua azione personale, ma non fortunato il suo destro. Ha provato l'attaccante in forza a Città di Messina. Dall'altro lato ancora Leonardi che muove la sfera all'indirizzo di Arrigo. Splendida giocata, palla per un compagno che si coordina. Era stato Andronico col mancino, fatto scorrere un brivido sulla schiena di Anania. Ci prova la formazione peloritana in avanti, ma terminerà così la prima frazione di gioco per 0-0, risultato a occhiali, una partita tutt'altro che spenta dove i padroni di casa hanno saputo controllare il match, ospiti che ci hanno provato a pungere in ripartenza. Intanto possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini alla ripresa. Comincerà come è terminata la prima frazione di gioco col Catania in avanti, sempre con Magri che sfonda sull'auto di destra. Qui però si fa male nell'intervento di chiusura il numero 3 Ceccio, anche lui dovrà abbandonare il campo in barella per fare spazio a Tritone. Giovanni Terzino in forza alla Folgore Milazzo, che è ancora un'occasione per la formazione Etnea, ancora uno scacciante che colpisce una traversa clamorosa, una coordinazione tutt'altro che semplice sul susseguirsi dell'azione e Andronico a sbloccare il risultato con questo mancino senza nemmeno guardare la porta, sorprende Anania e porta il Catania in vantaggio. Splendida rete del classe 2000. Intanto ancora la formazione Etnea che è totalmente padrona del campo. Qui Andronico semina il panico tra le maglie avversarie, poi ci prova col destro e centra un'altra clamorosa traversa. Ma che azione!
del numero 10 della formazione etnea. Qui intanto un cambio nelle file della formazione peloritana, entra in campo Muscarà, non cambierà la solfa, è sempre il Catania in avanti, qui ancora con Greco e mette dentro questo pallone sempre per Andronico che centra un altro Legno, abbandonerà il campo anche il numero 8 Spadaro per far spazio a Buscemi. Formazione messinese che ci prova timidamente in avanti con Presti, che prova a lanciare il compagno di squadra Arena, che mette giù splendidamente il pallone cercando di far valere la sua tecnica, punta il diretto avversario Rosalia, entra in area, dà uno sguardo in mezzo, prova a saltare una serie di avversari ma si fanno troppe le maglie della formazione etnea. Sarà una delle poche occasioni che avrà nella ripresa la formazione peloritana per agguantare il pareggio. Qui ci provano anche in maniera confusa, la palla termina sul destro di Presti, viene ribattuto una prima volta al difensore, la seconda all'estremo difensore Longhitano, ci ha provato l'attaccante in forza Città di Messina. Qui intanto Ferraro prova a lanciare un compagno, si accentra, va col mancino, era stato il neoentrato Muscarà in forza al Messina Sud a impensierire Longhitano. Qui intanto un altro cambio, esce Scopelliti, entra Mita. Intanto il Catania si fa di nuovo vedere dalle parti di Anania, che qui si deve superare su questo colpo di testa ravvicinato di Leonardi. Formazione peloritana che nel finale di gara avrà questa occasione con Presti che prova a duettare con Arena, esagera forse un po' il brasiliano che mette dentro, non trova nessuno, la palla termina fuori, ci prova allora Muscarà ma è sballato il suo destro a giro. Forse era l'ultima occasione della gara, Catania che terminerà questa quarta giornata in avanti portando a casa i 3 punti con il risultato di 3-0 grazie alla marcatura di Andronico. E allora da Claudio Costanzo per la Wisport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.